L'attività artistica di Angelo Inganni inizia in giovane età nella bottega del padre. Tra tele e colori a olio, Inganni dipinge opere con soggetti sacri, primo passo verso una pittura che lo portò a realizzare paesaggi urbani pregni di realismo e interesse storico. La sua poetica si esprime attraverso l'utilizzo di colori brillanti, un rapporto ragionato tra chiaroscuri, volumi, soggetti e da una ricerca del realismo quasi fotografico con cui delinea gli edifici e gli interni. Come molti altri artisti specializzati nell'eseguire ampi panorami di città, Inganni tratta la figura umana quasi come fosse una caricatura, una presenza necessaria ma ridimensionata nel contesto. Dipinge popolani al lavoro, impegnati in attività quotidiane, soggetti distratti, immersi nel loro ambiente in giornate nevose o a riscaldarsi al tepore del sole. Molte delle sue opere furono ispirate alle tradizioni delle attività dei contadini bresciani e poi dal fascino delle piazze di Milano, dei suoi navigli, del Duomo. Documentò con dovizia di particolari e con trasporto emotivo i passaggi naturali delle varie stagioni, con sfumature cromatiche ricche e una narrazione che ha il sapore di scatti fotografici, fedele testimonianza di un tempo lontano. Scorci pittoreschi di un tessuto urbanistico in parte scomparso, che ha lasciato il posto a nuove strutture spesso esteticamente discutibili. Osservando i paesaggi urbani di Inganni, soprattutto quelli di Milano, ci si può rendere conto dei cambiamenti sostanziali che il tempo ha portato alle strutture degli edifici, agli usi e ai costumi.